sul fatto del cellulare a scuola non sono totalmente d'accordo. Secondo me per uso didattico il cellulare andrebbe utilizzato, specialmente quando non si ha la disponibilità a supporti multimediali o tecnologici, ad esempio tablet, computer, perché comunque non tutti hanno disponibilità economica. Da un punto di vista extra scolastico, da un punto di vista non didattico, penso che il ministro non abbia totalmente torto sul fatto che molto spesso i ragazzi a scuola piuttosto che ascoltare le lezioni preferiscono magari passare il tempo sui social, giocare o comunque fare altro che non concerne le lezioni scolastiche. Io penso non sia necessario arretrare ulteriormente rispetto a quanto siamo già, considerato il fatto anche che dell'implementazione dell'intelligenza artificiale e di come questa sta avendo un impatto sulle vite degli studenti, soprattutto quelli più piccoli, quindi io credo che al contrario bisognerebbe venire incontro a questo nuovo mondo che arriverà per forza, piuttosto che negarlo e cercare di reprimersi in qualche modo. Allora, secondo me non ha senso appunto togliere i telefoni completamente, perché se utilizzati nel modo giusto secondo me possono essere produttivi, quindi in questo caso utilizzati nell'ambito scolastico può aiutare a essere produttivi in qualsiasi tipo di lavoro che viene appunto assegnato dal professore o dalla professoressa. Io penso che possa essere sia un aspetto negativo che positivo. Negativo perché ormai siamo nel 2025 e il telefono fa parte della nostra vita, quindi spesso è molto difficile, soprattutto tra i giovani, cercare di distaccarsi. Però allo stesso tempo può essere positivo proprio per questo motivo, quindi aumentare la creatività e rendere più unito il posto senza distrarsi ovviamente con i telefoni.